Ciao amici del TGIM, ci troviamo ad Elmas con Thomas Scalas, il coach della Semelia. La società massese è protagonista da diverso tempo della pallavolo isolana e da sempre aiuta a sviluppare il talento dei più piccoli e dei ragazzi, raggiungendo spesso i livelli di eccellenza. Benvenuto Thomas. Benvenuti a voi. Siete una società storica della pallavolo isolana. Quanto è difficile, in una cittadina così vicina al capoluogo, portare avanti una società in periodi come questi e quali sono i vostri progetti per il futuro? Allora, io premetto che sono arrivato solo quest'anno, difficoltà ce ne sono veramente tante. Una delle prime che comunque rispetto a qualche anno fa sono aumentate sicuramente le fonti di distrazioni per quanto riguarda i ragazzi molto giovani, poi chiaramente stanno cercare di ricreare l'entusiasmo e anche dei buoni progetti di collaborazione con le scuole e quindi cerchiamo di essere fiduciosi per il futuro. La pallavolo è il secondo sport in Italia e in Sardegna. Nonostante non ci sia una squadra di Serie A nella zona di Cagliari, il movimento è vivo e vegeto. Quando spera che sarà possibile rivedere la squadra di Serie A nella nostra zona? La speranza è quella di rivederla il prima possibile. L'unica cosa che mi auguro è che ci si arrivi per programmazione seria e non solo perché si decida di buttare via dei soldi che magari sarebbero più utili nei settori giovanili. Quindi speriamo di rivederla presto, ma con una seria programmazione. Grazie Thomas per essere stato con noi. Io sono Esther e questa è la mia prima intervista. Ciao!